e che nessuno tocchi questa biblioteca antica, soprattutto nel momento in cui si riaprirà il Museo Bailo. Giù le mani dal Bailo. Con forza l'ex assessore alla cultura Vittorio Zanini ha manifestato la sua assoluta contrarietà per le scelte dell'amministrazione Manildo, incatenandosi all'esterno della biblioteca di Borgo Cavour. Smantellare il Bailo, spiega Zanini, è smantellare l'intera cultura trevigiana. Lo smantellamento del Porfido, lo smantellamento di Santa Caterina, lo smantellamento del ciottolato di Piazza Rinaldi. Ci sono una serie di espressioni di smantellamento che denotano come la cultura sia tenuta in secondo piano. Per l'ex assessore l'ampliamento del Brat deve avvenire altrove, nei quartieri. La biblioteca del Bailo dovrà dunque essere destinata ad altro. Che tutte queste stanze, di cui già il 50% è stato sacrificato a favore del Brat, siano finalizzate a coloro che vogliono proseguire nei loro studi, che vogliono consultare i manoscritti, che vogliono ricercare sugli incunaboli. Zanini nella sua battaglia non è solo, al suo fianco oggi alcuni ricercatori e il Movimento 5 Stelle di Treviso. Settimana prossima depositeremo la raccolta firme in comune e porteremo avanti ancora con la nostra voce la battaglia. Ci chiediamo a questo punto cosa serva essere cittadini in questa città se non ascoltati.